Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. È finita questa giornata di Serie A e penso sia stata una delle giornate, se non la giornata più disgraziata che potesse capitare. Perché tutto ciò che non doveva succedere, salvo alcune eccezioni, è successo. Cioè, una cosa veramente incredibile. E questo è un problema. È un problema perché siamo stati noi in primis a non chiudere determinate partite e determinate situazioni quando potevamo e quindi adesso ci ritroviamo ancora invischiati per la permanenza in Serie A. Io direi di andare subito a vedere quelle che sono le partite che sono state giocate in questa 35esima giornata, che ricordiamo è la terzultima, anzi quartultima perché poi 36esima terzultima, 37esima penultima e 38esima ultima giornata. Allora, io mi sposto come sempre, magari evitando di fare casini. Ok, mi sposto di qua ed ecco qua la 35esima giornata, che comincia con una partita che a noi non interessa, a Torino-Bologna. Eh, non abbiamo nessun interesse inerente a questa partita e la prima cosa che non doveva succedere, sebbene siamo a una distanza non importante ma comunque significativa, è la vittoria del Sassuolo contro l'Inter, che io sinceramente, per quanto il Sassuolo avesse battuto l'Inter all'andata, per quanto l'Inter ovviamente abbia già vinto il campionato e quindi potenzialmente giochi in ciabatte e tutto quanto, comunque non mi aspettavo questo tipo di risultato. Senza contare che poi, tra l'altro, l'Inter aveva pareggiato, poi è stato annullato il gol se non mi sbaglio, infatti, fuori gioco, al 46esimo. Io la partita non l'ho vista, però mi stupisce questo risultato. Però, guardando anche la rosa, vedo un ampio turnover. Sanchez titolare, Aslani, Carlos Augusto, che comunque penso che lì il posto sia di Marco da titolare. Audero in porta. Sinceramente non me l'aspettavo questo risultato. Non me l'aspettavo per niente. Ah, hanno aggiunto pure i commenti. E mi ha sorpreso in maniera tra l'altro negativa perché guardate comunque lo stato del Sassuolo, cioè veniva da partite comunque non entusiasmanti, 5-1 dalla Fiorentina, 3-0 dal Lecce, un pareggio sì 3-3 con il Milan, ma è un Milan che nell'ultimo periodo diciamo non sta brillando. Un 2-2 con la Salernitana che tra l'altro il Sassuolo vinceva 2-0, l'1-1 con l'Udinese, quindi tutti i risultati che diciamo non erano proprio il massimo e giustamente hanno deciso di andare a vincere contro l'Inter ed è un problema. Ed è un problema grave perché il Sassuolo accorcia e soprattutto prende fiducia perché una vittoria contro l'Inter, volente o nolente, ti dà fiducia ed era una cosa che dovevamo evitare come la peste. Tra l'altro sto notando veramente tanti pareggi questa giornata. Comunque, scavalchiamo il capitolo Sassuolo, poi andremo a vedere meglio la classifica qui. E andiamo a vedere Cagliari Lecce, ovviamente no. Partita con l'1-1, finita per 1-1. Mi sono scordato di dirlo, lo dico adesso, nel video del giorno dopo. Non ho parlato di Azzi e va parlato di Azzi perché quello che ha fatto ha del criminale perché lui ha sostanzialmente regalato un gol a Lecce e non si può. Non si può fare sto tipo di cose, non puoi avere quel tipo di disattenzione in 10 contro 11. Non te lo puoi permettere. È una cosa che, vi giuro, se l'ho captato io in presa diretta,
vuol dire che è stato veramente grave l'errore, ma gravissimo. Quel tipo di movimento, lo spazio che ha lasciato vuoto, il tentativo andato a male di recuperare il pallone, tutto ciò che si poteva sbagliare in quell'occasione è stato sbagliato. E molto probabilmente il Lecce poi l'avrebbe pareggiata a prescindere la partita. Però concedergli in questo modo il pareggio, secondo me è veramente criminale come cosa. Molti potrebbero dire sì, ma c'era Nandez che teneva in gioco Kristovic, mi pare abbia segnato. Kristovic, sì. E io vi posso dire sì, è vero, c'era Nandez che teneva in gioco Kristovic, ma Nandez ha giocato praticamente 90 minuti. Ha corso tanto, ha fatto tanto. È normale che arrivi alla fine della partita comunque abbastanza spompato, con la mente annebbiata. Glielo posso concedere l'errore. Mazzi era entrato da 2 minuti. Da quanto era entrato? Mazzi è entrato... Oh, al 77esimo. 7 minuti per fare una cappellata. Ha lasciato Almqvist da solo, che è andato tranquillo a mettere la palla in mezzo per far segnare Kristovic. Tutto ciò che poteva sbagliare lì lo ha sbagliato. Comunque, come dicevamo prima, è stata una giornata nefasta a livello di risultati, perché tutto ciò che poteva andare male è andato male, o quasi, perché l'unica cosa positiva è questo pareggio tra Empoli e Frosinone di 0-0, in cui tra l'altro ho scoperto che in realtà l'Empoli aveva segnato un gol, e infatti al 20esimo, però è stato annullato poi per fuorigioco. È un risultato che a noi eh, non dico che faccia comodo, perché non fa comodo, però ci aiuta. Ci aiuta perché così ci teniamo eh, un pochino distanti Empoli in Frosinone. Non stiamo parlando di un divario enorme di punte, ma comunque rimangono dietro. E il Frosinone continua, secondo me, a non convincere. Lasciamo perdere la vittoria con la Salernitana, quello è un caso a parte. Però secondo me è un Frosinone che continua a non convincere. Invece di tutt'altro avviso è l'Empoli, che secondo me ha un giocatore anche molto importante, che è Niang. Un giocatore che a me piace da morire, perché è uno di quelli che ti spacca in due la partita e che ha molto più potere da subentrante che da titolare. Ed è uno di quelli che secondo me all'Empoli ha svoltato perlomeno il girone di ritorno, come minimo, se non tutto il campionato. E quindi per questo ritengo l'Empoli leggermente superiore al Frosinone, però i risultati poi parleranno per le squadre. Comunque questo è un pareggio che a noi importa, a noi fa relativamente piacere, ma fa molto, ma molto meno piacere il 2-1 del Verona. Fa veramente molto dispiacere. Io è questo che vi dissi inerente alla Fiorentina, che è una squadra che io veramente faccio fatica a capire. Capisco che possano aver fatto un minimo di turnover, ci sta. Eh, c'è l'Europa League, c'è la Conference, c'è il campionato. eh, la Coppa Italia non credo ci sia più, perché credo siano stati eliminati, correggetemi se sbaglio. Però comunque posso capire cercare di far riposare qualche giocatore, qualche pedina importante in una partita in cui ti giochi nulla di così importante e trascendentale. Però non mi aspettavo questo tipo di risultato. Per niente. Per quanto le statistiche comunque dicono 13 tiri a 9, 62% di possesso palla e tutto quanto, il risultato dice 2-1 per il Verona. E io continuo a ribadire, se c'è una squadra che in questo momento si sta ampiamente meritando la permanenza in Serie A, quella è il Verona. Gliene va dato atto.
non mi stuferò mai di dirlo, chapeau al Verona per quello che stanno riuscendo a fare, perché non è cosa da tutti. Mi dispiace, sì, proprio onestamente e sinceramente parlando, mi dispiace perché avrei sperato perdessero, però purtroppo non è andata così e ce ne dobbiamo fare una ragione. Verona che, se non erro, ci scavalca in classifica, se non mi sbaglio sì, e adesso occhio alle prossime partite. Poi abbiamo Milan-Genoa, ci importa il cazzo, Roma-Juve pure, Salernitana-Atalanta che qui ce ne sbatte il cazzo. Questa, ragazzi, è stata un macigno in petto proprio. Io non l'ho vista, metto le mani avanti, come la stragrande maggioranza delle partite di questo campionato, perché a stento riesco a seguire il Cagliari. E non l'ho vista la partita, però mi arrivavano le notifiche qua. E quando ho visto l'1-0 del Napoli ho detto dai, dai. Cioè, nella mia testa ho detto speriamo abbia segnato Kvara. E poi non ha manco giocato. E non so nemmeno se era stato convocato. E dico dai, 1-0 per il Napoli, meno male, almeno una gioia sta giornata. Poi addirittura mi è arrivata la notifica del 2-0, dico vabbè, basta, è finita qui la partita. Mm. Se non fosse che il 2-0 gli è stato poi annullato. E l'Udinese quando ti va a segnare il gol del pareggio al 92esimo. 92esimo. Era questo l'unico risultato che non doveva succedere. Proprio l'unico su cui dovevamo incrociare le dita che andasse tutto a finire bene. Ovviamente non è andata così, come le sbagli. Quindi Udinese che avanza di un punto, ma è un punto molto, molto importante. Veramente tanto importante. Ed è importante perché adesso andiamo a vedere la classifica. Come sempre dal 13° posto, il Lecce a 37 punti, Hellas Verona 34, noi 33, Frosinone ed Empoli 32, Udinese a 30, Sassuolo 29 e Salernitana 15. Come vedete adesso il distacco non è più così ampio perché ci sono soltanto 3 punti a dividere noi e l'Udinese, loro 30, noi 33. Abbiamo un solo punto di distacco dal Frosinone e dall'Empoli. E abbiamo ben un punto di distacco dal Verona, che però è un gap a cui potenzialmente possiamo porre rimedio, ma siamo a 4 punti dal Lecce, che naviga in acque molto 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 più tranquille. Così non va bene. Così non va decisamente bene. E noi la prossima partita affrontiamo il Milan, che sta deludendo, ma è pur sempre la seconda in classifica. Comunque il suo rullino di marcia è 3-0 con Lecce, 3-3 col Sassuolo, il derby perso, 0-0 con la Juve e 3-3 col Genoa. E comunque è una squadra prolifica perché 67 gol fatti, ne concede abbastanza perché ne ha concessi 42. Però non è che stiamo parlando di una squadra scarsa, stiamo parlando di una squadra forte in una condizione non ottimale. E quanto ve ci giocate che il Milan si riprende proprio contro di noi? È proprio aritmetico, è già scritto che il Milan si riprenda contro di noi. Io intanto mi riporto a schermo intero. Purtroppo ragazzi la situazione è questa e dobbiamo sempre ricordarci che noi ci ritroviamo qui principalmente per demeriti nostri, per aver buttato un intero girone di andata, per aver buttato prestazioni nel cesso, per aver buttato e sprecato punti, per essere stati poco convinti, per una marea di ragioni. Però siamo ancora potenzialmente salvi, virtualmente salvi. E dobbiamo cercare di giocarci tutte le carte che abbiamo. Tutte, tutte. Però lo dobbiamo fare nella maniera migliore e nel modo migliore.
perché se non accadrà, l'esito sarà inesorabile, per come la vedo io. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere per qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!